libero? Quest'ultimo aereo da Milano arriva sempre con qualche mezz'ora di ritardo. Eppure dicono che i milanesi sono precisi, come gli svizzeri. Dottore, lei è milanese? No, napoletano. Arriva a Milano. Può andare un po' più in fretta, per favore? Dottore, cosa faccio? Vado per la città o per la tangenziale? Certo, per la città è più lunga la strada, ma potete ammirare il panorama. Per San Martino ci mettiamo una quindicina di minuti. Facciamo la doganella, via Foria, saliamo alla Renella e siamo subito al volo. La tangenziale. Dottore, fra poco siamo arrivati, eh? Ecco fatto, dottore. Siamo arrivati. No. Dottore, vi siete dimenticati qualche cosa? No, faccio presto. Mi deve portare in albergo. Ah, va bene. Vuole un racconto? No, facciamo tutto un conto. Non vi preoccupate. A disposizione. Dottore, siete molto eleganti. Andate a qualche festa? Sì, è una festa. Doveva succedere solo un guaio per rivederci, eh? Riccardo. Come stai, Riccardo? Alfo. Quanto tempo, Riccardo? No, ma stai mangiando, eh? Mamma mia. Sono arrivato mo da Milano. C'ho una fame. Come sei arrivato in aereo? Sì. Ma pensa, inferno. Non siete entrati ancora? Stiamo aspettando che esce un po' di gente e stanno ancora i parenti dentro. Aspettiamo che esce qualcuno e poi entriamo. La mamma come sta? E come deve stare? Sta distrutta. Che tragedia. Si è capito come è successo? Sta in macchina, ha piato una curva qua sotto, veloce. Alla fine in faccia un muro e è morto. Stavo ubriaco. Secondo te? Era un periodo che stava un po' scombinato, c'era una storia d'amore con una ragazza. Poi stanotte ha pigliato sta macchina e... Quando è arrivata l'ambulanza già era morto. Una bruttissima morte. Che esiste pure una bella morte al fondo? Vogliamo entrare? Dobbiamo provare. Proviamoci, dai.
Ragazzi, io allora me ne vado. Ci vediamo domani mattina direttamente al funerale. No, dai. Ma come, scusa, non ci vediamo da una vita. Se sai, in effetti, dai. E poi, sai, non mi hai nemmeno salutato. Sasa, ma non esiste proprio. Andiamo al ristorante, c'ho il taxi qua, avanti. Vai, Alfi. Vai, Alfonso. Dai, su. Buonasera. Salve, ho degli amici, eh? Piacere. Un buon ristorante ci vorrei. Ristoranti aperti a quest'ora ne conosco pochi. Ce n'è uno a Pozzuolo, si fa anche musica napoletana. E come non ci manca solo la musica napoletana. Che non vi piace la musica napoletana? Oh, Riccardo suonava la tromba in un gruppo jazz. la suonavo. Ah, ma del jazz ho suonato pure la tromba. Che combinazione, tutto. Pensate che una volta in questo ristorante ci ho portato Miles Davis. Pensate, io non sapevo nemmeno chi fosse. Sì, si è fatto accompagnare in un ristorante dove si faceva la musica napoletana. Ah, e si è pure divertita. Moltissimo, tanto moltissimo. Dovete pensare che la mattina quando l'ho accompagnato all'aeroporto, prima di partire per l'America, mi ha chiesto di portarla in un negozio di dischi a comprargli tutta la discografia di un cantante napoletano molto noto. Dov'è? Esatto, poi sarà pure una delusione, ma a Miles Davis gli piacevano le canzoni napoletane, dottore. Sì, sì. Guardi avanti, guardi avanti. Angela ti chiamava, Mona Lisa. Che vi devo dire? A Cremona ci sto benissimo. Oh, il lavoro va alla grande, Cameriere? E in questo momento sapete che sto facendo? Sto ottimizzando una piattaforma digitale per l'HP. Alfo, Oh, per l'HP. ci fa piacere che stai lavorando, ma non ci vediamo da un sacco di tempo, parliamo d'altro. È incredibile, la terza volta che lo chiama e neanche viene. I servizi in questa città non funzionano. No, te lo voglio dire perché dici che sono io il pazzo. Vabbè, ma tu lo sai che a Napoli è così, eh? E perciò me ne sono andato. Ma mo stai mangiando bene. Alfo è buono spaghetto, no? Benissimo. Si mangia benissimo. Il locale è un po' caro, ma si mangia veramente bene. Come caro? Mm? Sicuro? Vabbè, un locale. Ma non mi sembra, cioè, sembra normale. Pure la gente che ci sta. Normale. Quello è il presidente dell'Unione Industriale. Ma chi? Quello. Vabbè, mo mangia e non ci pensare, eh? Allora, come secondo gradito qualcosa? E tu che dici? È mezz'ora che ti sto cercando. Ne pochi pazienza, dottor, qua siamo pieni di clienti. Pesce fresco ne hai? Qua è tutta roba fresca. Ma perché non vi siete trovati bene? No, come no. Ma pesce vivo? Dottor, qua i pesci, quando entrano le persone, salutano i clienti. Se venite con me vi faccio vedere un pesce che fa ciao ciao. Va a parlare di pesce. Se venite con me vi faccio vedere. Vado a scegliere il pesce, aspettatemi qua. Una bottiglia di vino la gradite? Sì. Marina, bottiglia di vino. Scuola alberghiere. Certo che Riccardo non è cagnato proprio, eh? Ma perché Salvato, fammi capire, tu sei cambiato. E che ci azzecco io. Ma come fate a sopportare sta musica tutto il giorno? Sopportare, dottor. Se non ci fossero questi qua, noi facessimo la fame tutti quanti, guardate che pesci parlanti. Non riesco ancora a crederci, ma veramente voi due che state a Roma da tanti anni non vi siete mai incontrati? Questa è una cosa che non riesco a credere nemmeno io. Evidentemente aveva qualche problema, aveva paura che succedesse qualcosa. E che doveva succedere? Non lo so, forse avrei potuto turbare la tua serenità familiare. Ho messo in mezzo l'argomento sbagliato. No, perché Alfo, no? Scusate un attimo. Alla pezzogna, non la tieni? La pezzogna? Dottor, chi sta in un ristorante, mica un pescherecci. Venite a me, fatevi queste due belle aragoste qua, sono bello come io solo, le abbiamo appena pescate stamattina. E vabbè, fa come vuoi. Tutto sto casino per fare quelle che bagni.
Ma mettici pure 2 frutti di mare vivi, devono spruzzare. Non vi preoccupate. Come ti chiami? Francesco, Francesco, fammi un regalo. Il conto, triplicalo e lo porti al signore a Capodanno. quello con gli occhiali? Bravo. Non vi preoccupate, mo beghi. Che devo fare? Un amico mio d'infanzia. E parto domani mattina, poi più tardi ti chiamo e ti faccio sapere a che ora. Ok. Sì, ti voglio bene anch'io. Ciao. Ciao. Voglio mettere qualcosa da parte, Anna Maria. Non posso mica spendere spazio. Accompagnami a fumare una sigaretta pure, Scusa, c'ho... E tu il conto? Ti sei messo paura? Era uno scherzo, ti puoi rilassare adesso. Alfi, ho pagato tutto io, siete ospiti miei, ci mancherebbe altro. Riprenditi, vieni? Mamma mia. Ti dispiace, eh? Stai mortificato. Volevi pagare tu. Salute! Salute. Alla veglia mancava un sacco di gente comunque, eh? Ma vedrai che vengono tutti domani mattina al funerale. Infatti, penso di sì. Ma lei parlava di Luigi. A me mi ha avvisato per il funerale e poi non si è visto. Pure io sono stato avvisato da lui. Uguale. Stai il cellulare, perché non lo chiamiamo? C'era, aspetta. Dammi a me, dai. Stai chiamando? No? Lui! Mannaggia, questo è a chi lo fa cantare, è una cosa incredibile. Ma la mancia gliele date? Gliel'ho dato pure la mancia. Alfo si aspettava più. Oh, vogliamo andare da Luigi che ci sta aspettando al Blue Moon? Andiamo? Invece mio cugino che mi sta aspettando. E beh, qual è il problema? Se fai da dormire all'albergo da me, no? Ma tu Dussi, che cazzo? Alfo, fammi da cavaliere. Oh, volentieri. Anna Maria, a me credo. Ha cambiato la vita. Riccardo! Dai, Alfi! Vai, sta faccia. Va, Alfo, va, che muncini. Via Duomo, 348, via Duomo. Dottore, dovete mettere la cintura. Eh? Dovete mettere la cintura. No, già a me mi manca l'aria, gliel'ho detto prima, abbia Dottore, pazienza. se vi manca l'aria, apriamo il finestrino. Non posso rischiare di prendere una multa. Dottore, la piglio io e la pigliate pure voi. Vabbè. Poi è una regola. Sì. Ecco la cintura. Ragazzi, vedete accendere? Ma dottore, non potete fumare. Non potete fumare, almeno nel mio tassì la legge è uguale per tutti. Vedi, dottore, questo non è solo il tassì per me, è la mia casa. Qui mangio, sogno, dormo. E le uniche persone a cui parlo sono i miei clienti. Ma sono contento lo stesso, perché respiro. E respirare è vivere è emozionarsi. Dottore, una persona che non si emoziona è una persona morta. Dottore, vi ho salvato la vita.
città si ferma a tutti i semafori. Ma il semaforo è rosso, tu. È incredibile. L'unico napoletano che si ferma ai semafori. È incredibile. E poi che strada sta facendo? Dobbiamo andare fuori grotta. E sto andando a fuori grotta. E questa è la strada per fuori grotto. È l'unica. Ricca, ma sei terribile, ma è possibile che devi litigare sempre con tutti? Non lo vedi, stiamo arrivando, siamo già fuori grotta. A Napoli certe cose bisogna dirle. Perciò questa città sta così. Che qua la gente non sa accampare. Ma lascia stare, ma che ti vuoi mettere a fare mo il salvatore della patria? Certo, tutto però voi fate di tutto un'erba un fascio, non è giusto. Shhh, stia zitto un po', Bello sto locale. A me non è che... è troppo rosso, no? Allora, non ti va bene niente, Alfo, e che? Alfi. Ma Luigi che ti ha detto? Di qua? E Stefano starà venendo. 2 minuti di pazienza. Poi vado a pigliare un cognac. Buon ti accompagna. Vabbè. Allora? Che effetto ti ha fatto? Che cosa? Come che cosa? Anna Maria? Ma che ne so, Alfo, non lo vedo da un sacco di tempo. Vabbè, pare che non ti conosca a te, dai. Alfo, ma non lo reggi più. Oh, prima il nord ma sarai con me. Ta 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 ta. Eia. È la notte degli spregiudicati, degli irrequieti, dei dannati, di chi soffre di rimpianti, dei coraggiosi, di chi contempla la miseria con la frustrazione di non poterla sanare. È la notte sbracata, senza vigilia, singola, mutilata, notte caduta nel rimorso che somiglia a un crimine. Intaccati da una chiarezza oscena, dobbiamo seguire le visioni, il ritmo di vagabondaggi futuri, la fatalità non priva di vertigini e cadute imponderabili. Notte in cui ritrovo l'essenza della fanciullezza e lo dico a quelli che vogliono crescere. Siete pazzi a diventare grandi. Chi diventa grande è pazzo. Dopo questo dolce naufragio, voglio presentarvi un'altra anima della notte. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me.
Not if you care for me. Non ti ci fa seriare di cantare? Stay, little Valentine, stay. Hai visto ha continuato a cantare? E io sapevo che era diventato avvocato. Pure io. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Ragazzi, io mi sono laureato, poi sono andato a lavorare allo studio da mio padre. Un delirio. Ma voi immaginate io che mi sveglio la mattina presto, in tribunale a seguire i processi, le carte? Ho resistito 2 anni, poi non ce l'ho fatta più. Non era vita per me. Poi mi mancava la notte, la musica. Ma vi ricordate che seratone che ci facevamo? Che nottate, ragazzi. Come ci scassavamo? Tu che fai? Suona ancora, Riccardo? Chi ce l'ha il tempo? Io sono ormai diventato un imprenditore affermato, con l'azienda di papà, Invece tu ti sei fatta da sola, Comunque sei un pazzo, Riccardo, col talento che avevi. Lascia sta lui. Ma perché non sei venuta alla veglia? Non lo voglio vedere morto. Sì, ma domani viene il funerale. Per forza. Quando è successo il fatto è venuto qui a sentirmi. No, è che quella sera stava seduto proprio dove stai tu. Poi siamo usciti, siamo andati al Sandokan, un locale giù al porto. Mi voleva far conoscere una ragazza che lavorava là. Abbiamo bevuto un po' mentre aspettavamo, ma lei non si è presentata. Io poi sono andato via. Non lo so, da come me ne parlava sembrava una storia impossibile. Ero ossessionato dall'amore per quella ragazza. Poi... ad Antonio. Comunque ragazzi, stasera che facciamo? Salvatore. Io a questo punto sto nelle mani vostre. Bravo, sei convinto finalmente. Ragazzi, allora vi porto a un festino esagerato. Wow, bello, lui è. Andiamo, Piazza San Luigi. Piazza San Luigi. Abbiamo fatto l'armata a Brancaleone. Dove dobbiamo andare? Ma ti dico, intanto ci dobbiamo fermare prima in un posto. Gira qua a sinistra. Girare la periferia mi è sempre piaciuto. Mentre la respiri incontri sempre qualche cosa che ti fa riflettere. Perché ogni cosa ha più senso dove c'è il poco. La
specialmente quando il poco è tutto quello che tieni. Io sono cresciuto tra questi palazzi. Qui nessuno ti regala niente. Devi imparare da solo e da solo devi capire qual è il giusto tra tutti gli sbagli che fai. Qui si raccontano sogni. Ma si raccontano perché non costa niente raccontarli. E i sogni poi diventano un numero da giocare. Pure mia madre giocava ai numeri e quando non uscivano diceva sempre la solita frase scontata: sfortunato al gioco, fortunato in amore. In effetti lei era sia sfortunata al gioco che in amore. Ma papà non l'ho conosciuto. L'aveva messo incinta a 13 anni e quando ha saputo che stava per arrivare un figlio non si è fatta più vedere. Ma la mia è una storia di altri tempi, dottore. A me era rimasta mia madre. Oggi si fanno i figli e si buttano nei bidoni dell'immondizia. Dottore, in verità, io comunque mi sento un uomo fortunato. Fermati qua. Aspettate qua che mo vengo. Stai sotto? Ti parecchio. Ma lo sta Gaetano? Perché non sai? Lo solito posto. Vabbè, ma là. Se vedete ci pensi lo sto cercando. Oh, allora sta Gaetano? Se n'è andato Mommo, torna fra 5 minuti. Oh, ma Luigi che fine ha fatto? Ci ha detto d'aspettare, vedrai che arriva presto. A me la claustrofobia qua dentro, fa questa cintura. Vado al bar, eh? Ma vengo. Salve. Cognac? Cognac niente, è finito signore. Ma c'è un whisky che vi manda a paradiso. Io ho chiesto cognac, non whisky. Niente signore, mi dispiace. Dammi sto whisky. Secondo me deve fare qualche sostituzione, no? No, siamo pure così a partita. No, stanno guardando così. Un po' più facile, fanno solo noi, eh? Aspetta, è mezz'ora che sto qua, mi fatti fare via. Sai, quando faccio faccio una volta. Oggi proprio prima, io. Dammi un occhio, Luigi. Cazzo, però ti piace viaggiare a capo, eh? Non dice niente. Assaggia. È buono. Quando ne avevo, eh? 4. E sono 3. E sono 4. A capo 100 euro. Ma dimmi una cosa, ma tu quando sei in tacchi locale? Certo. Beh, perché non vi dà per uno spettacolo? Beh, qual è il problema, Gaetano? Allora dici, ma così che è stato una cala per tirare. Fai, mi compri un motorino? No, paga a pere, facciamo un viaggio, tranquillo. Babbo. Gigi, mi raccomando, mi fai pigliare cosa, aspetta la chiamata. Non ti preoccupare, tranquillo.
Secondo me secondo me mo c'è una bella sostituzione, eh? Non ti preoccupare, siamo pure così a partire poi Stanno quando è buono, voglio morire. Ma mi sembra un po' più facile. Esagerato, sempre esagerato. Ma voi veramente state ancora dietro a sta squadra? Ma perché qual è il problema? Forse perciò a Napoli siete messi così. Forse questo ci meritiamo. Ma perché vero sì? Di Napoli? Ma non ho il fumo negli occhi con Marco. Ma chi sta persa la gara? Ma vi vedete pure le amichevoli in difesa. Bravo. Se fosse per me, il Napoli lo eliminerei proprio. Oddio. Togliere il pallone da mezzo, così uno pensa alle cose serie, giusto? Perché queste sono cose serie? Questa è una cosa seria. Questo con la scusa del pallone ve lo ficcano nel culo tutti i giorni. E voi godete, godete. Se gli dà monnezza fine e qua, è stata ancora Redo Napoli. Non fai vedere gli occhi, se si già sempre Ma che imbriaco, che imbriaco. Questa è la mia opinione personale, per carità. La munezza viene qua, lascia per fare. Scusate, che state dicendo? Il mare è vostro. Togliete le mani. Oh. Lavate. Ma stiamo, basta. Lavate. Lavate, portate. Lasci! Dovete fare la fine di Pompei. Ma portate. Ma ne trova manca fra Riesce e Milano. Non è merda. Lascia stare a mangiare, non c'è per la partita. Il pallone stava per raggiungere Marchionni. Lo riceve adesso. Dottor, secondo me avete un po' esagerato. Li avete toccato il Napoli e il Vesuvio. Vi è andata pure bene. Andiamo. Tesoro, bella! Maro. Buonasera, principini. Buonasera. Salve. Buonasera. Per la festa? Eh sì. Le donne? Sì, anche sì. Fai un cognac. Cognac non c'è. Facciamo un cocktail. Non c'è. No. Come ti chiami? Chamind. Shaki? Chamind. Chachami. Filippino? No, Sri Lanka. Musulmano? Sì. Non puoi bere allora? Ogni tanto. Ah, ogni tanto. 2 cocktail offro io. Ok. È come se Napoli fosse diventata una grande fogna satura di topi. Ci sono i topi piccolini e inoffensivi e ci sono le zoccole che camminano per strada con l'unico scopo di distruggere e divorare tutto ciò che trovano. È come se i topi fossero diventati i signori della città. Salute. Salve. Buonasera. Ciao. Ci conosciamo? Strano. Salve. Bonsoir, chérie. Enchanté. Ça va? Bien, et vous? Bien. Attends-moi. J'arrive très vite. Oh là là. Ciao. Salve. Salve. E i figli sono peggio dei genitori, perché a causa di una mutazione genetica si sono trasformati in orchi assassini che si riuniscono in branchi,
appena sentono odore di carne umana, la puntano, la abbrancano e la divorano, in modo da soddisfare il loro istinto omicida. Eccoci qua. Ti fai sempre aspettare. No, no, perché stasera ho finito tardi lo spettacolo. Però ti ho portato un regalo. Polvere di stelle. Ma è normale. Ehi, È un vizioso. guarda. Non si fa mancare mai niente. Andiamo, piglia un vassoio che apparecchiamo. Andiamo. Da quanto tempo che non stavamo insieme io e te da soli? Ma è possibile che in tutti questi anni non sei riuscito a farmi nemmeno una telefonata? Ma mo che mi vuoi fare una sceneggiata, te la vedi? Cioè, per te è come se non fosse successo niente, hai rimosso tutto. Ma lascia perdere queste cose. Quello è il passato per me. Quello è stato il periodo più bello della mia vita e per te è stata la stessa cosa, ne sono sicura. Dimmi che mi sbaglio. Dimmelo. A che puntata siamo arrivati di questa telenovela infinita? Perché questa è la quinta serie. Fa ancora ascolto? Come no? 2 spettatori loro. Non ce la fai proprio a lasciarti andare, eh? Non sei mai stato capace di seguire l'amore. Perché tu a 20 anni sapevi che era l'amore. L'amava, non l'amava. L'amerà. Ha preferito un matrimonio sicuro. In tutti i sensi. Ma è che dicevo quella cosa sull'amore sempre? L'amore è un lusso per disoccupati. Allora l'amore veramente non fa capire niente. Alfa, tu stai fuori pericolo. Ciao. Ci conosciamo già? No. Aspetta, ma tu sei l'amica di... come si chiama? Laura. Come se non si rendessero più conto di quanto Napoli sia meravigliosa. Ecco, è come se fossero diventati delle sanguisughe che rubano la linfa vitale di Napoli senza dare nulla in cambio. Io credo che l'unica soluzione possibile è che il Vesuvio faccia una colata lavica. Ma possibile può arriva la lava? No. Allez, mes amis. Allez, venez. Venite, amici. Venite. Lasciatevi emozionare. Lasciatevi trasportare. Lasciatevi andare. Ciao. È una delle feste più noiose degli ultimi 20 anni. Ho un taxi qua fuori. Facciamo un giro? No, grazie. E con la notte
Il sogno e la visione calma e serena di Partenope, di un pallore lunare sulla superficie del mare e nel rapimento estremo una sciara di fuoco all'altezza del petto, un sorriso e luce che risplende sulle 1000 periferie e sulle 1000 morti e sulle infinite voragini dell'esistenza, magma di volti, sguardi, movimento, il canto e la danza sull'orlo del baratro e su tutto la straordinaria alchimia del divenire, quell'oceano di luce in cui le cose perdono forma e i suoni, sempre più rarefatti e lontani echi impercettibili di memoria, coscienza, esistenza, dissolversi nell'infinitamente esteso il nulla. Alfò non fare il moralista, eh? Ah, mi ha uscito un poco, ti conosco da 20 anni e sei sempre tale e quale, sembri un prete. Scendete i preti. Via, rilassate un poco, Alfò, siamo amici, no? E queste che robe? Ma che devo fare? Che deve fare? Se non ha voglia perché lo dovete obbligare? Ha voglia. Stronzo. È vero che hai voglia, Alfò? Alfò, è semplicissimo, ora ti faccio vedere come si fa. Dammi 100 euro. Dammi 100 euro. Vabbè, 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 Cannucci, a Cannucci. Alfò, guarda bene, eh? Buone. Oh, vabbè, hai fatto l'esempio, basta, Alfò, prova, una volta soltanto a quella ragazzina della mancia. Ah, e chi sarebbe questa ragazzina? Diglielo tu, Alfì. Nessuno. Ma come nessuno, Alfò? Ma se poi mi sento male? Alfò, ma che male è male? Alfò, diventi un leone e prova. Lanciati, Fidati, Alfò. Oh. Ma che tira una porboscia di quello? Non è che abbiamo esagerato. E lui ha esagerato. Mi scusi. È l'aspirazione del pensiero e la libertà. Libertà di esternare con parole, con scritti, anche con gesti, le proprie opinioni, le critiche, le idee, i dubbi, le incertezze. Ma se questo non è permesso, la mente diventa l'equivalente di un prigioniero, pur rimanendo libero. Scusatemi. Vieni. Vieni. Che c'è da dire? Ma che fai qua da solo, eh? Vieni a ballare, dai. No, per favore, mi lasci tranquillo, per favore. Che c'è? Sto antipatica. Ma non ti facciamo le femmine. Perché tu sei una femmina. Altro che femmina! Io sono una regina! Mettilo bene in testa! Sono una regina!
2 ore che ti cerco, ma dove sei stato? Sherry! Mi sono distratto. Buciardo. Mi sono perso un po', hai capito? E dove sei stato? Ti ho cercato. Ah? E che hai trovato? Meglio di me qualcosa, eh? Meglio di te. È impossibile, non ce ne stanno. Sai qual è il problema? No. È che sono sensibile. Sì? Ho paura di innamorarmi. Tenerone. Non sopra di te, non sotto di te, non accanto a te, ma dentro di te, dentro di te. Sherry, madonna mia. Ma sei un vulcano. Venite! Che sta uno che si sente male! Che è successo? Si è bevuto pure la benzina. Luigi, portiamoli in ospedale. Con l'ospedale, dai, mettiamolo giù. Allo stand che si è sentito male, eh? Ma che ha fatto? Sta ambriaco? No, portiamolo vicino al mare che mo si ripiglia. Raga, ma siamo sicuri? Sì, non ti preoccupare, sai quante volte è successo pure a me. Un po' d'aria e poi si riprende, eh. Ci sta troppo tanto. Aspetta, guarda qua. Cosa facciamo così? Fortunata, aspetta. Ma da quanto tempo che non venivo qua? Mi sembra passata una vita. Ti ricordi? Antonio lo chiamava il posto della ripiglio. L'ultima volta ci sono venuto proprio con Antonio. Gli chiamo che stava all'ospedale Caldarelli. Ho detto vieni a pigliare che stava distrutto. Stava operata una gamba. Andai fuori dall'ospedale, è uscita dietro una frasca, là ci stanno queste cancellate, in pigiama con la stampella in mano. Una cosa delirante. Arriviamo giù a Torre Capeta, era un carnaio, era fine luglio, ci stava gente per tutto parte. Manco il tempo di uscire dalla macchina si buttò a mare con tutti i panni. Certo che capo di merda che tenevamo, eh. E perché mo la capa è buona? Tanto vi ho portato un po' di caffè, eh? Grazie. Che ti vedo? La testa è spaccata proprio. Sì, eh? Bevete. Il caffè vi fa stare bene. Che serata.
Ma dove stiamo? Sul lungomare di Torre Capeta. E che facciamo qua? Stiamo aspettando i vostri amici. Mica puoi resistere così. Mica puoi resistere così, mica puoi resistere. Mo stai esagerando, mo stai esagerando, a papà tu, mo stai esagerando, monnecci. Dottore, ma quello che è morto è uno scombinato come voi. Scombinato. Antonio era un ragazzo meraviglioso. Ma tu hai paura della morte? Chi è che non ha paura della morte, dottore? Perché voi non avete paura. A me non mi ha mai fatto paura. Mai. Anzi, spesso ho pensato che mi piacerebbe stare così, steso, 3 metri sottoterra, senza pensare a niente. Dottore, ma vi siete stancati di campare? Dottore, state male? Vi sentite meglio, dottore? Dottore, si è sporcata la macchina. Ma guarda chi va. Alfonso! Alfonso, ma non vuoi finire con ste pietre? Mi sembri un creaturo. Quando uno vuole morire significa che non crede più a niente. Che si è perso dietro al bene. E non vede più niente al di fuori delle cose che lo fanno stare male. E spesso sono proprio quelle che non conoscono il soffrire a vivere con il dolore addosso. Perché hanno avuto ogni cosa. E quando una cosa non la possono avere, si sentono tradute la vita e cercano la morte. Tutto ciò è stato sempre tradute la vita, ma non c'è mai cercato la morte. Io quando mi sveglio la mattina ringrazio sempre a qualcuno che ha inventato il tempo e che mi dà forza di non mi arrendere, perché non me lo posso permettere. E cerco di niente che mi circonda uno spiraglio di piacere che diventa pure un motivo per mettere in moto un altro giorno. E vado avanti, dottore. Avanti. Anche su una salita, col freno a mano. E invece voi catenite tutte cose, dottore, a voi non vi manca niente. Dottore, voi avete amici, avete una posizione. Sì, ma che è? No, stavo pensando che mo poteva stare qui con noi. Oh raga, ma che è sta tristezza? Guardate che così noi li uccidiamo un'altra volta. Hai ragione. Mo se ci sta guardando si sta facendo un sacco di risate. Bravo. Dobbiamo festeggiarlo fino all'alba. Siete pronti? Sì. Mo vi porto io in un posto. Ma Alfonso dove sta? Ero stato. Io l'ho visto che andava giù verso la riva. Aspettatemi qua che mo le vado a chiamare io. Ok. Alfonso! Alfonso! Ah! Alfonso!
bene. Tassi, come ti chiami? Raffaele. Raffaele. E a casa una collezione di cambiali che fa paura. Sto rovinato. Domani mattina torno a Milano con un'istanza di fallimento. Mi tolgono la fabbrica, che era di mio padre. La casa, che era di mio padre. E la dignità, che era l'unica cosa mia. E tu mi fai sta filosofia napoletana, Raffaele. Dottore, scusate, ma a me mi dovete pagare voi? No, dico... Queste sono sciocchezze, Raffaele. Sciocchezze. Anzi, sono sciocchezze. Siamo a 200 euro. Sei poeta, Raffaele. Alfonso! 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 Puoi scendere da là sopra, no? No. Vai, scendi che ti fai male, eh? E beh, a te che te ne importa? Io sono libera, posso fare quello che voglio. Alfo. Ma che hai fatto? Sei tutto bagnato. L'ho fatto io. E che avete fatto voi, eh? Che mi avete dato? Ma che era quella roba? Sono dovuto fare un bagno, bruciava tutto. Dimmi una cosa, era bello. Ma che? La tipa della festa. Ma che te ne importa, lui? Dai, alzati che ce ne andiamo, mi porto in un posto meraviglioso. Ancora? Ma dove ci vuoi portare? Puoi andare a casa a dormire, dai. Dai, è una sorpresa. Che sorpresa, che nottata. La nottata è la sorpresa. Una cesse e bottiglie, eh? E basta. È perché non c'ho gli occhiali, lui. Capito? Basta. Dove stanno i succhiati? Tanto non mi servono più questa notte. Ma vuoi finire fare la creatura, no? La creatura? E che Dio fa la donna? Tu? Mi sembra la stessa capa, eh? Ho scelto di fare il tassista di notte perché mi piace Napoli a quest'ora. Mi piace la sua luce, il suo silenzio. Mi sembra che sta seduto sul mare ad aspettare qualcosa che non è mai arrivato. Poi si può entrare nei vicoli, che sono l'anima della città. Di giorno è impossibile. La gente, il traffico, i vigili, le multe. E poi di notte è tutta un'altra cosa. La gente è diversa. Io per esempio questa notte ho incontrato delle persone bellissime. E all'alba quando sarò a casa a prepararmi il caffè prima di andare a dormire,
ricorderò le vostre facce e racconterò la prossima notte le vostre risate, le vostre malinconie. Ehi Luigi, ma stasera non ce la canti una canzone? Ma no. Dopo facciamo quella mia nuova. Anzi, preparatevi. Martini bianco. I never knew Naples was so nice. Naples is a great town. Where are you from? London. Came here 3 days ago and I'll leave tomorrow. What about you? I'm Neapolitan. Really? You don't look Neapolitan. You look more Spanish. Spanish? Yeah, that's what you are. You're a flower. You're a Spanish matador. Ciao, ti va di bere qualcosa? Come? Ti va di bere qualcosa? Ah, mi scusi, non mi va, grazie davvero. Allora offri da bere a me. Prenda quello che vuole. Ma dammi del tu, mi sembra di conoscerti. Non credo proprio. Sicuro? Che non sono mai stato qua. Beh, allora piacere, Romy. Alfonso. Piacere, Alfonso. Piacere. Posso farti una foto? No, per favore. Tanto non ho fatto Ho niente. detto di no. Non mi piacciono queste. Ma che ridi? Fammi vedere. No. Perché no? Fammi vedere. No. Fammi vedere, dai, fammi vedere. Oh. Solo se bevi anche tu con me. Non so che prendere, io in genere non bevo mai. È un po' un dramma. Che mi consigli? Don't mind me, love. Sing me a song. Sarà una vera rivoluzione nell'apprendimento. Cioè, questo sistema di LMS, altamente personalizzabile, ci ho lavorato un sacco per farlo così, ci ho lavorato la notte e fornire un'infrastruttura capace poi di gestire tutti i processi di formazione a distanza. Non capisco nulla di quello che dici, ma è divertente sentirti parlare. In che senso? Faccio ridere? Sì, sei buffo, ma è bello, mi piace. Veramente. Mhm. Buffo e sporco. Che cos'hai qui, sabbia? La tua camicia è umida, ma dove sei stato, al mare? Sì. A quest'ora? Vabbè, una lunga storia, lasciamo stare. Allora, vieni su che mentre me la racconti, io ti ripulisco i vestiti. No, dove? Che c'è, ti vergogni? No, non è questo, è che non sto da solo, sto con gli amici. È qui di fronte. Dai, spogliati.
Devo ripulirti. Rafe, dammi del tu. Ma siamo amici. È vero che sono nato ricco. Ho avuto tutto. Se volevo qualcosa, non la dovevo neanche chiedere, che già ce l'avevo. Al contrario di te. Ma qualcosa in cambio se la sono presa. Che cosa? La musica. Io ero nato per suonare. Avevamo un gruppo, con Luigi che cantava e col povero Antonio. Papo tapo te popi, pai fora vivo te, vivora vivo vivi. Suonavamo il jazz. Tutti dicevano che era un talento, tutti, tranne i miei genitori. Mi dovevo occupare dell'azienda di famiglia. E così ho mollato tutto. L'azienda, riunioni, amministratori delegati, le banche, la politica. Un inferno. Ho vissuto ogni giorno facendo un lavoro che non amavo. Ho lavorato per soddisfare qualcosa al di fuori di me. E ho fallito, Rafè. Ma è troppo tardi. Tu non è mai troppo tardi quando si vuole cambiare veramente. Provate a suonare un'altra volta. A 40 anni. Tutto il tempo non esiste. Avete visto come eravate felici quando parlavate della musica? Sembravate un bambino. Avevate gli occhi che brillavano. Provate un'altra volta a suonare. Provate tu. E quando è buono, tu vi comprate un tassì pure voi e fate il mio stesso mestiere. Così la notte c'è un nuovo tassista per Napoli. Rafè. Ma la storia di Miles Davis te la sei inventata? Ricca, a Miles Davis ci piacevano veramente le canzoni napoletane. Ma come ci sei finita tu qua? Per lavoro. Ti è mai capitato, lavorando, di affezionarti a qualcuno? A qualcuno? Io vorrei lasciarti il mio numero, se posso. Così se hai bisogno di qualcosa puoi chiamarmi quando vuoi, Grazie, davvero. ma non ti preoccupare. Ci hanno già pensato. Ma chi? Dai, ripettiti che torniamo dai tuoi amici. Scusate. Vorrei dedicare questo mio brano a un amico che doveva essere qui. Notte si vive quasi come lo vuoi tu, si impara a guardare l'alba che verrà, ci si lascia andare, non ci sono limiti, si impara ad amare l'alba che verrà. Io non ho più certezze, ma
Scelgo di vivere così. Certo che piango, che sarà mai. La neve copre le mie lacrime, la notte si vendicherà dei giorni che si perdono. Certo che rido, e sai perché? Perché fra un po' si piangerà. Anche questa notte si è fatta da parte e lascia ricordi dentro l'anima. Io non ho più certezze, ma scelgo di vivere così. Certo che piango, che sarà mai. La neve copre le mie lacrime, la notte si vendicherà dei giorni che si perdono. Certo che rido, e sai perché? Perché fra un po' si piangerà.